Ciao a tutti e bentornati a 5 News, il format dedicato alle 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. La quinta notizia più cliccata della settimana arriva da una lettera di un lettore di Parra di Soligo ricevuta e pubblicata dalla nostra redazione. Il tema riguarda la vicenda della frana di Via Cardani. Al quarto posto la selezione di Chiara Coletto e Martina Zucchello, le nuove ragazze immagine del Salone Maria Teresa e del negozio Desideri Perez. Anche la terza notizia più letta della settimana arriva da Parra di Soligo, dove operatori porta a porta si spacciano per tecnici Enel. Non sono ladri o truffatori, ma confondono i cittadini. Al secondo posto la nota del consigliere di minoranza di Pieve di Soligo, Rosalisa Ceschi, critica nei confronti dell'amministrazione per un contributo agli asili di soli 1.000 euro. La notizia più cliccata della settimana è la risposta del sindaco Soldan di Pieve di Soligo, che a sua volta ha accusato l'amministrazione precedente di aver tagliato i fondi degli asili territoriali.